E quindi stiamo parlando della storia della Sardegna archeologica e qua ci si poneva il problema: ma come si deve comportare uno studente di fronte a un sito archeologico come può essere una tomba dei giganti, un dolmen, una découverte o un qualcosa che ha a che fare con la storia della Sardegna proto-storica? Cosa ci puoi dire, Franco, riguardo a questo episteme? Riguardo a quello che si deve osservare in campagna quando ci si reca per vedere nel nostro territorio in Sardegna, abbiamo spesso queste presenze archeologiche che sono inserite così bene all'interno del territorio tra i nostri cespugli e le piante che tante volte passano inosservati, come potrebbe essere per esempio il caso del dolmen, che è una struttura architettonica, quella più elementare. Noi ci troviamo così sul prato, vediamo queste pietre, notiamo che queste pietre non ci sembrano messe in una posizione naturale, non sono pietre prive dell'intervento dell'uomo. Quindi quando ci rendiamo conto che sono pietre lavorate, più o meno lavorate, e disposte in un modo artificiale, quindi non naturale, allora vuol dire che siamo di fronte ad un esempio di archeologia, ad un esempio di architettura, l'architettura più elementare, quella che è alla base di tutto, cioè prendere tre pietre e formare un cosiddetto trilite, due pietre verticali conficcate nel terreno che sorreggono una pietra piatta orizzontale che copre i due verticali. Se aggiungiamo un fondo e un davanti, costruiamo una scatola, una cosiddetta scatola funeraria, cioè un dolmen. Questo dolmen era poi in origine ricoperto da una collina di terra trattenuta tutt'attorno da un filare di pietre più piccole conficcate nel terreno. Siamo di fronte quindi alla prima costruzione dell'architettura, siamo ai primordi dell'architettura. Come si evolve successivamente questo monumento archeologico? Diciamo prima di tutto che noi in questo caso in Sardegna possiamo pensare ai 3000 anni avanti Cristo. Che è noto come periodo? È neolitico. È neolitico. Età del rame. O è calcolitico quindi? Quindi, attenzione, qui noi siamo contemporaneamente, vengono utilizzate le domus deianas, ma quello è un altro discorso, quello è un altro tipo di architettura. Quella è un'architettura in negativo in definitiva, perché cosa intendi dire per negativo? Perché è un'architettura che si costruisce non aggiungendo pietre ma togliendo materiale, creando degli spazi all'interno delle masse rocciose. Se noi scaviamo e togliamo del materiale, formiamo delle celle, delle camere che sono collegate l'una con l'altra, costruiamo un'architettura, ma un'architettura in negativo, appunto perché togliamo del materiale, non lo sovrapponiamo, perché l'architettura in positivo non è altro che una serie di pietre sovrapposte l'una con l'altra che costruiscono una forma che chi lo costruisce ha nella sua mente, ancora non realizza un progetto vero e proprio, ma lo mette in atto con le proprie mani nel momento stesso in cui lo realizza. Passiamo alla seconda fase, siamo partiti dalla fase più semplice. No, per quanto riguarda la seconda fase rimandiamo a un secondo video riguardante l'architettura in negativo.